Io sono fondamentalmente, oltre che neuropsichiatra, psicoterapeuta, quindi i miei interessi riguardano la psicoterapia, in particolare quella di orientamento sistemico-relazionale, che presuppone che la sofferenza di un individuo sia più utilmente affrontata e compresa se si aggrega intorno a lui anche il nucleo familiare. Domus de Luna la conosco perché ormai è una realtà che nell'ambito cittadino certamente si è imposta come una realtà importante di aiuto all'infanzia più esposta purtroppo alle ferite gravi dell'abuso e del maltrattamento, e quindi è stato in qualche modo una naturale conseguenza della conoscenza che avevo della comunità, conoscerne anche coloro appunto che la portano avanti, a cominciare appunto da Ugo Bressanello. I cosiddetti disturbi alimentari non sono problemi alimentari, ma hanno soltanto una veste che ha a che fare col cibo, che dietro però appunto nasconde problematiche psicologiche personali e relazionali che vanno affrontate proprio per questo insieme al nucleo familiare. E la cosiddetta società del benessere molte volte è anche una società piena di contraddizioni, cioè nel senso che il benessere è apparente nel senso che è disponibilità di fruire, no, di beni e in particolare di beni di consumo, però non necessariamente è una società che soddisfa bisogni che sono invece bisogni più interiori, più legati proprio a esigenze psicologiche esistenziali, specialmente di chi ha in atto un processo di crescita come l'adolescenza. E gli adolescenti spesso sono investiti dalle molte contraddizioni che la società del benessere propone per quanto riguarda lo specifico, no, del comportamento alimentare, per esempio il fatto che in una società in cui si invita apertamente a consumare, e quindi a consumare anche cibo, poi però parallelamente, in maniera molto ambivalente, si pone anche quella che è ormai quasi una moda imperativa, che è l'esigenza di essere magri.